Il Nova Fete non sa più vincere, infortuni a parte, l'ultima volta che i gialloblu hanno conosciuto il successo è stato tra le mura amiche con la Polisportiva Romagna. A San Clemente ancora una volta arriva una squadra decimata dalle assenze, ma questa volta la legge degli infortuni vale in parte, perché sia farsi male sia da soli non puoi cercare come alibi sempre quello che si chiama fortuna o riparare in corner, usufruendo della parola magica assenze. A farsi male nei primi minuti del match pare essere il San Clemente che dal corner di Rinaldi con il proprio difensore impensierisce la porta difesa da Montalbano che da bravo commissario evita il pericolo. Sul proseguimento dell'azione lo stesso Rinaldi pennella per Cupi che di testa mette al lato. Al 19esimo i padroni di casa trovano il vantaggio. Sul cross di Baffioni Argilli realizza di sinistro dal limite dell'area piccola, lasciando scampo all'incolpevole Spadazzi. La risposta del Nova Feltria è affidata a questo tiro cross di Sebastiani che si spegne al lato. Più decisivo Stefanelli che con una cannonata delle sue buca la rete raccogliendo il meritato abbraccio dei compagni. La prodezza merita il replay. Sul finire di prima frazione di gioco accade l'inverosimile. Azione da Moviola considerando la velocità con la quale avviene con esito finale un tiro sporco, lento e velenoso che beffa Spadazzi. Girometti forse non ci crede neppure lui. Squadra a riposo sul risultato di 2-1. Nella ripresa, dopo un'azione manovrata, arriva il tris del San Clemente, questa volta il tiro dalla distanza con l'impreparato Spadazzi, leggermente avanti rispetto alla linea di porta, con Pecci libero di esprimere la propria gioia. Il Nova Feltria dall'altra parte si fa vedere con un traversone smanacciato da Montalbano, mentre all'ennesimo affondo ospite Spadazzi risponde da gran campione mettendoci il guantone nell'evitare la quarta marcatura. Quarto centro però che arriverà poco dopo, uscita bassa dello stesso numero 1 ospite su una punizione tutt'altro che irresistibile, con il conseguente abbattimento di Gabrielli che rimane steso in area di rigore, mentre Ricci poco fuori è pronto ad approfittarne. Il poker fa malissimo la Nova Feltria e quanto faccia male ce lo spiega lo stesso tecnico Dennis Guerra. Quando prendi un destro e poi prendi subito un sinistro dietro è difficile reagire e non facciamo in tempo a rimettere in ordine le idee dopo l'1-0 e subiamo subito il 2-0, quindi poi alla lunga alla fine della partita viene fuori il cuore ed è una cosa tra virgolette positiva. Dobbiamo soltanto lavorare, non possiamo permetterci di allentare e continuare a lavorare, continuare a cercare di recuperare da questo periodo nero. Gabrielli nel frattempo lascia il campo anzitempo. Il finale è tutto di marca ospite con una punizione di Fraboni, tra l'altro al rientro, agguantata sulla linea di porta da Montalbano e poi con Stefanelli che è abile a procurarsi questo rigore con la scaltrezza di un vero ariete. Argilli non è d'accordo ma Stefanelli sì, dal dischetto firma il 2-4. Il match si accende per qualche minuto ma si chiude definitivamente quando Raffelli spara da posizione defilata in bocca al portiere. Finalmente a questo punto il DS Fernando Aratari può manifestare la propria felicità. Mi è piaciuta l'aggressività, l'ordine, poi abbiamo visto anche delle belle geometrie, i ragazzi stanno seguendo appieno il lavoro e gli insegnamenti del mister che in effetti stanno lavorando molto bene anche durante la settimana. Possono solo crescere.